I lettori della rivista tedesca Motorrad, che con le sue 110.000 copie è la rivista motociclistica più diffusa in Europa, hanno decretato nella 14ª edizione della Motorrad des Jahres le moto più belle del 2012. Ducati ha trionfato in ben 3 delle 8 categorie in cui sono state divise le moto, risultando in assoluto la casa motociclistica che ha raccolto più primi posti. La 1199 Panigale ha vinto la categoria motosportive conquistando ben il 41,2% delle preferenze, circa il 20% in più della BMW S1000RR, che ha ottenuto il secondo posto in questa prestigiosa categoria. Il Diavel Cromo ha ottenuto un'altra importante affermazione vincendo la categoria Naked Bike con il 9,7% dei voti davanti alla Triumph Speed Triple, classificatasi al secondo posto. La multistrada 1200S Touring ha vinto tra le all-rounder motostradali con il 23,9% dei voti, precedendo con un 10% di scarto la BMW K1003S, seconda di questa votazione. Il primo video ufficiale della 500L dal 5 marzo è disponibile sul sito www.fiatpress.com. La nuova vettura Fiat ha debuttato il 6 marzo in anteprima mondiale al Salone Internazionale di Ginevra. 500L, dove L sta per Lars, è la nuova estensione della gamma 500 che dopo le versioni Abarth e Cabrio sviluppa la strategia del brand tesa ad ampliare la propria offerta introducendo modelli capaci di soddisfare tipologie di clienti differenziate. Se la Fiat 500 è l'auto super compatta perfetta per i giovani e per la città, il modello 500L rappresenta la prima vettura della famiglia 500 capace di contenere tutte insieme le grandi emozioni della vita, i bambini, gli amici, i viaggi. All'82esimo Salone Internazionale dell'Auto, martedì 6 marzo 2012, si è tenuta la presentazione degli ultimi modelli Suzuki in chiave ecologica all'interno dell'area espositiva stand 4251. Nel padiglione 4 Suzuki Motor Corporation ha esibito alla stampa 2 prime europee che rispecchiano in pieno la propria filosofia volta a proporre sul mercato vetture d'avanguardia, affidabili, performanti e a ridotto impatto ambientale, la G70 e la Swift Range Extender. La quarta edizione del Moto Day si svolge dall'8 all'11 marzo 2012 a Roma. Nel primo pomeriggio di giovedì 8 marzo al padiglione 6 è stata presentata in anteprima nazionale la nuova nata in casa Suzuki, la Inazuma 250. La nuova moto è una bicilindrica di iniezione elettronica con qualità e rifiniture tipiche di un veicolo di segmento superiore. Rappresenta una valida alternativa allo scooter per muoversi senza problemi nei trafficati centri urbani. La nuova nata della Suzuki nello stand capitolino è insieme alle altre novità della gamma 2012 come la nuova Super Sport GSX-R 1000, la Top Seller V Strom, la Gladius e la GSR 750, la gloriosa Bandit 650, gli scooter System e Bargman e i tradizionali Custom Intruder. Dopo il grande successo delle prime 4 edizioni ritorna il concorso Disegna la maglia azzurra. I campioni delle nazionali della Federmoto vestiranno la maglia disegnata dagli appassionati. Il progetto anche quest'anno sarà supportato dalla rivista Motocross, storico partner della maglia azzurra, che dedica nel numero in edicola un articolo con tutti i dettagli sul concorso 2012. A vincere il concorso nello scorso anno è stato il giovanissimo appassionato di motocross Daniele Doninelli di Gotolengo in provincia di Brescia. Il sedicenne lombardo si è aggiudicato il primo premio messo in palio dalla Federmoto, ovvero 2 biglietti per assistere al motocross delle nazioni svoltosi a Saint-Jean-d'Anzly in Francia. Il concorso, rivolto a tutti, mette alla prova non solo la passione motoristica ma la vena artistica dei tifosi azzurri. Il concorso si chiuderà il 20 aprile e i vincitori dal primo al 10° posto saranno comunicati entro il 6 giugno 2012 sul sito della Federmoto oppure sul sito magliaazzurra.it.